Sul focolaio di Treviso ora indaga la magistratura. La procura ha aperto un'inchiesta su quanto accaduto nell'ex caserma Serena di Casier. I magistrati vogliono conoscere origini e diffusione del contagio da coronavirus. In meno di 2 mesi i positivi sono passati da 2 a 257. Vogliamo capire cosa è mancato nella gestione, dice il procuratore capo Michele Dalla Costa. Intanto il professor Andrea Crisanti, direttore di microbiologia a Padova e figura di spicco in questa emergenza, dice i negativi andavano separati subito dai positivi, ancora 10 giorni fa. La vecchia caserma, aggiunge, andrebbe svuotata e sanificata prima di essere utilizzata di nuovo. Il presidente della società che gestisce la struttura, Gian Lorenzo Marinese, si difende e dice di essere certo di aver agito in maniera corretta. Fra i positivi anche un agente di polizia intervenuto giorni fa ad arrestare uno straniero. Altri fronti, anche 5 veronesi positivi dopo un viaggio organizzato in Croazia, lo stesso delle ragazze padovane. Ci sono 4 anziani positivi in una casa di riposo a Conselve. I dati di oggi, 58 casi in più rispetto a ieri mattina. Gli attualmente positivi sono 1240, 110 malati nei reparti, 9 in terapia intensiva.